Il patron Enzo Cainero alla presentazione del 55esimo Giro internazionale della regione Friuli Venezia Giulia, una corsa che ormai sta entrando nell'elite come un piccolo Giro d'Italia a questo punto. Direi che si sta rafforzando dopo alcuni anni di difficoltà, con molto coraggio gli organizzatori l'hanno presa in mano e la qualificazione di una gara di solito viene sempre dagli ordini di arrivo, dai vincitori. Ecco, se noi vediamo quello che è stato il risultato della prima edizione, dobbiamo dire che è stato entusiasmante. Abbiamo avuto 3 vincitori che oggi sono 3 grandi protagonisti della scena mondiale del ciclismo, e quindi sia Dainese che Pogacar che Zimmermann che Rubio, e quindi è una gara che deve ulteriormente consolidarsi su un livello che è molto ma molto alto, e gli organizzatori Andrea Cecchini, Danilo Moretuzzo e Cristian Muro se lo meritano. Semmai ce ne fosse stato bisogno, è un'ulteriore conferma che il territorio del Friuli Venezia Giulia si presta tantissimo a questo tipo di eventi. Sicuramente il territorio Friuli Venezia Giulia è un territorio che può consentire di svolgere gare a vari livelli, con varie difficoltà, secondo le scelte che uno intende fare. Però è altrettanto evidente che oggi bisogna stare attenti a non fare troppe gare, perché fare troppe gare un po' si abbassa la qualità. La qualità deve essere tenuta alta, e quindi gare come queste sono molto importanti.